Let me now turn to our program for the future. Economy right now, it's extremely supporting of the president and his policy. FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrators. So-and-so and a white fascist. Right, they said you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti, questa è Te la ridò io l'America, questo è il nostro appuntamento settimanale dedicato proprio agli Stati Uniti. Chi vi parla è Matteo De Sio con le ultime notizie direttamente dagli States per darci una rinfrescata per la settimana che sta per aprirsi. Cominciamo subito. Avete visto la scorsa settimana, oltre ai funerali di Kirk, oltre a quello che è avvenuto proprio durante i funerali di Kirk, le parole di Donald Trump in cui lui diceva proprio di non essere uno che perdona i propri avversari, ma che serve, secondo lui, invece schiacciarli, è successo che la televisione affiliata a Disney, ABC, aveva sospeso un proprio conduttore molto famoso, questi late night host, come vengono chiamati negli Stati Uniti, che hanno dei propri programmi televisivi in cui fanno sia interviste un po' leggere, sia anche cercano di intervenire sull'attualità. Ecco, questo Jimmy Kimmel, che è uno dei tanti grandi conduttori, diciamo grandi nel senso di famosi, è stato anche una notizia rilanciata più volte in Italia senza capire molto bene quello che è avvenuto, le dinamiche dietro le scelte, perché il programma in realtà è stato sospeso sì per le parole che il conduttore ha speso per quello che è l'assassino, sembra effettivamente, dell'attivista americano Charlie Kirk, ma in realtà il programma di questo Jimmy Kimmel era in realtà in ribasso per quanto riguarda gli ascolti. Quindi ovviamente la stazione televisiva cosa ha fatto? Ha preso 2 piccioni con una fava, aumentando poi gli ascolti ora che è ritornato in onda. Quindi la fascista America di Donald Trump, i cattivoni fascistoni americani di Donald Trump hanno addirittura permesso al conduttore di tornare. Non è solo non è questione quindi del boicottaggio che tanti dicono di aver fatto, ma è la questione probabilmente una mossa pubblicitaria dietro le quinte di una grande multinazionale come Disney, che forse qualcosa ancora sa fare. Ma cosa è successo? Questo ovviamente non ha fatto altro che incrementare l'astio, l'odio politico che imperversa negli Stati Uniti, e infatti una stazione locale di ABC è stata presa d'assalto la scorsa settimana da tal Aníbal Hernández Santana, quindi uno di quelli buoni probabilmente perché latino, quindi del Latino America, ha preso d'assalto la stazione televisiva locale ed è stato arrestato dalla polizia di Sacramento. Parliamo quindi di una California che ospita questo latino, e il latino ha deciso giustamente di ricambiare il favore dell'ospitalità. La California democratica, quella delle proteste, tra l'altro, contro la polizia dedicata all'immigrazione, supportata anche la protesta, dico ovviamente, purtroppo, dal governatore locale democratico. Parliamo quindi di un clima sempre più ostile che ha continuato perché è stato preso d'assalto anche l'ufficio dedicato proprio all'immigrazione di Dallas, con l'intenzione, secondo l'FBI, di intimorire proprio chi lavorava, i funzionari, magari semplicemente chi scriveva al computer, chi era semplicemente dedicato a un lavoro impiegatizio, diciamo così, che non è meno importante, ma non è quello sul campo
che dovrebbe attirare addirittura le antipatie, oppure che riescono a reagire comunque per quanto riguarda anche a una situazione del genere. E infatti addirittura cecchino viene chiamato negli articoli con l'obiettivo di terrorizzare proprio i poliziotti, con addirittura l'arrestato che ha cercato più volte il video dell'assassinio di Charlie Kirk. Quindi diciamo che stavolta la sinistra americana non può negare da che parte propendano questi assalitori, questi diciamo criminali, possiamo dire terroristi quasi, possiamo chiamarli terroristi, anche perché mettono in difficoltà persone normali. AstraZeneca però, andando invece con le notizie dedicate alla salute e alla medicina, perché Donald Trump durante la campagna elettorale aveva dichiarato di voler diminuire il prezzo di alcuni farmaci, e per questo AstraZeneca è riuscita a dialogare con l'amministrazione Trump e sembra proprio che abbasserà i prezzi dei farmaci dedicati al diabete e all'asma, che sono molto comuni negli Stati Uniti. Addirittura si arriverà a un 70% di sconto, quindi sarebbe un importante sconto, anche perché poi AstraZeneca non è un'azienda americana, ma è anglo-svedese. Ma l'altra notizia, sempre per quanto riguarda i farmaci, è il nuovo dazio che vuole imporre Donald Trump a tutti quei prodotti, a tutte quelle produzioni farmaceutiche che non sono fabbricate negli Stati Uniti del 100%. Questo ovviamente è l'annuncio iniziale, vedremo come riuscirà a portarla avanti la presidenza Trump, anche se ovviamente è un problema per ovviamente noi europei e per gli altri paesi. È forse anche una bella notizia invece per gli americani, vedremo, soprattutto perché Donald Trump non dice mai una notizia, non la rivela mai totalmente, non rivela mai il suo piano. Addirittura l'intenzione è anche quella di mettere un 50% di dazi anche per quanto riguarda le mensole della cucina e anche dei bagni, con addirittura un 30% per gli altri mobili della casa. Ma attenzione, in questo momento sotto indagine negli Stati Uniti è anche l'ex capo dell'FBI Comey, che rischia di essere incarcerato per una testimonianza che è venuta fuori nel 2020 durante le elezioni, proprio per quello che, secondo l'amministrazione Donald Trump e anche secondo i repubblicani ovviamente in congresso, sembra che abbia cercato in tutti i modi di mettere i bastoni fra le ruote alla fine proprio del primo mandato di Donald Trump. Sembra anche che nel 2017 abbia mentito in Senato proprio per quanto riguarda le investigazioni dell'FBI, che erano sia su Trump sia su la sua avversaria politica Hillary Clinton. Quindi parliamo di fatti ormai lontani nel tempo, sì, ma con protagonisti che rimangono all'ordine del giorno per quanto riguarda gli americani. Ma Stati Uniti e violenza politica, tornando a questo argomento, anche perché potrebbe essere ripreso non solo negli States, ma anche in altri paesi. L'obiettivo di Donald Trump è cercare di bandire tutti quei gruppi politici vicini alla sinistra che incoraggiano la violenza politica, che preferiscono la violenza piuttosto che la democrazia. Donald Trump aveva identificato in Antifa
come movimento unico e quindi probabilmente sarà quello oggetto di divieto, ma perché quali sono anche le accuse? Ovviamente anti-americanismo, anticapitalismo, anti religiosità, anticristianità soprattutto ovviamente, ma parliamo anche di organizzazioni che secondo l'amministrazione Trump ha anche dei fondi che bisogna anche rintracciare. Sembra proprio che sia Soros e miliardari vicini a lui che continuino a riuscire a mandare i soldi, riuscire a mettere in piedi organizzazioni sempre più violente proprio per contrastare, diciamo, l'ordine, ma parliamo anche di organizzazioni che hanno una moralità che è contro quella tradizionale americana, che quindi deve essere proprio contrastata. Parliamo anche di un Donald Trump che, per quanto riguarda la sicurezza, sembra che sia sempre più deciso a mandare la Guardia Nazionale anche a Portland, quindi non solo a Baltimora, non solo a Washington DC, non solo a Chicago, ma anche in un'altra città molto importante come è quella di Portland, che sembra in realtà, a differenza di altre città, sembra invece volenterosa nel ricevere proprio aiuti e ricevere quindi anche sicurezza per i propri cittadini. Baltimora, ad esempio, è una delle città con i più alti tassi di criminalità. Chicago addirittura è arrivata ad avere i più alti tassi di omicidi per una decina d'anni di fila. Parliamo quindi di situazioni veramente che sembrano irreversibili, con i governatori democratici che continuano purtroppo per i cittadini di Chicago e di Baltimora a vincere le elezioni. Parliamo anche di un Donald Trump che sembra abbia trovato il bandolo della matassa per la guerra di Gaza. Infatti ha dichiarato che probabilmente hanno un accordo proprio per terminare una guerra incresciosa che ha portato a uno spargimento di sangue enorme. Parliamo anche di come sembra proprio che Donald Trump abbia avuto dei produttivi, come dichiarato da lui stesso, incontri con la comunità del Medio Oriente, quindi finalmente anche il resto del Medio Oriente potrebbe anche mettersi al tavolo e discutere del futuro di Gaza senza lasciarlo in mano, nel bene o nel male, ad Israele. Parliamo anche di un Donald Trump che vuole riottenere gli ostaggi e creare una pace che sia permanente ovviamente e anche che quindi duri per tanto tempo, essendo permanente si è ripetuto, diciamo, il presidente americano che quindi se riesce in questo mandato a mettere fine a due importantissime conflitti come quello ucraino e quello di Gaza lasciati dal proprio predecessore Joe Biden, ma anche un'amministrazione democratica, tra virgolette, colpevole anche di inattività e di mancata previsione per quanto riguarda questi conflitti molto importanti e molto gravi anche per la comunità internazionale. Dovremmo ridiscutere, non noi, ma gli altri anche, del suo valore per quanto riguarda la politica internazionale. Parliamo anche in futuro, parleremo di quello che sta avvenendo per quanto riguarda la guerra dei dazi. Funzionari americani e cinesi si sono incontrati proprio per parlare delle tecnicalità dei dazi, ma questo ovviamente lo faremo la prossima settimana, sempre qui su Radio Libertà con Telerdo dell'America. Il sottoscritto Matteo De Sio vi saluta, vi auguro una buona giornata, grazie per l'ascolto, una buona settimana a tutti. Grazie.